Saranno annullati gli avvisi di pagamento dell'IMU anno 2021 che riguardano le prime case e le relative pertinenze, in quanto l'imposta non è dovuta. L'amministrazione comunale di Favara corre ai ripari e ha dato disposizione agli uffici di predisporre gli atti per rimediare a questo errore che aveva suscitato la protesta di molti cittadini che si sono visti recapitare l'avviso per il pagamento dell'IMU 2021 con l'aggravio delle sanzioni per il ritardato pagamento, ma che in realtà non è dovuta per le prime case e le pertinenze. Preso atto degli errori rilevati e determinati da diversi fattori sui quali sono in corso verifiche per accertare la responsabilità, il sindaco Antonio Palumbo si è attivato per porre rimedio alla situazione, autorizzando intanto l'immediato rientro in servizio del personale dell'ufficio interessato, che era stato posto in ferie forzate d'ufficio in attesa della determinazione della procedura di stabilizzazione, per porre in essere tutti gli interventi necessari a rivedere gli avvisi e annullarli. Nell'immediato, ci dice Antonio Palumbo, in sinergia con la società che si occupa dei servizi informatici, si è dato incarico all'ufficio comunale preposto di procedere in autotutela all'annullamento degli avvisi di accertamento emessi esclusivamente per gli immobili e relativi pertinenze risultanti come prima casa per i proprietari ai quali sono stati notificati. Detto provvedimento di annullamento potrà essere ritirato presso l'ufficio nei prossimi giorni. Rispetto agli altri avvisi nei quali sono presenti anche altri immobili diversi dalla prima casa, specifica ancora il sindaco Palumbo, è possibile prenotare un appuntamento tramite mail o PEC per una valutazione caso per caso necessaria per pervenire a un eventuale annullamento parziale o totale degli stessi. In sintesi, le cartelle che contengono solo l'avviso per la prima casa e relativa pertinenza saranno annullate direttamente d'ufficio. Se invece nello stesso avviso ci sono anche altre case, bisogna recarsi nell'ufficio comunale per essere valutate singolarmente. In relazione a ciò, l'amministrazione comunale avvisa che è stata ampliata l'attività di ricezione per il pubblico.